bravo. Siamo andati bene. Sì. Mamma mia, mi fa bene il brividi. E quando hai cominciato a suonare? Come... Ma io ero ragazzo, 12 anni, 13 anni. Da chi hai imparato? Io ho imparato da un mio cognato. Tuo cognato? Siccome lui suonava mancino, Sì. e allora io ho imparato da come suonava lui mancino, sono mancino pure io. Che peccato. Però, peccato però, sa, non cambia niente, Sì, no, lo so. non cambia niente. Soltanto che, diciamo, per lo più sono tutti destri, sono destri. E quando tu eri più giovane, hai suonato per i balletti? Ancora si fa i balletti? I balletti questi sono Sì, stato sì, io, la tarantella. Però ci sono ancora i ci ballerini. sono, diciamo, altri pezzi di uscire fuori, però ci vuole fiato. Sì. Io ormai fumo. Quanti anni c'hai tu, lei? Io oggi ne faccio 73. Oggi? Oggi è il tuo compleanno? Mio compleanno. Auguri! Auguri, signor Favai. Sono Sono contentissimo. nel 1938 sono. Oggi fa 23 anni. 73. 23. Q. No! Ormai. Comunque non mi posso lamentare, io come diciamo tanti acciacchi di salute, abbastanza. Io soffro di glicemia, diabete che mi distrugge. E quando cominciasti Non ce la va a buttare io di cose. Ce la va a buttare una cosa salata. a costruire, quando hai cominciato a costruire? Per costruire c'avevo, un rendetto era più di 40 anni c'avevo. Più di 40 anni. Sì, perché prima non mi ho potuto dedicare a queste cose perché a 20 anni già avevo un figlio e i tempi erano non come oggi, erano tempi strettissimi, tempi critici. E abbandavo a portare avanti la famiglia perché dopo 2 anni ne ho avuto un altro, poi una femmina, comunque soltanto praticamente mi dedicavo al lavoro per portare avanti la famiglia, grazie a Dio. Ma quando ha cominciato a costruire? Ha imparato da qualcuno sempre? Di nessuno. Da nessuno? Io praticamente avevo 2 zamponi che l'avevo comprati. E non ce l'ha più queste zampogna oggi? No. L'avevo comprate praticamente e poi non tanto mi piacevano, ecco, l'ho venduti. Va bene. E guardando ho incominciato, vabbè, legno ne ho rovinato abbastanza, e perciò, siccome io sono un appassionatissimo di zampogne, mi porta sempre la passione, Sì. perché io dalla zampogna faccio tutto, l'accordatore, faccio scuola, tutte queste odre delle zampogne, queste pelle L'hai fatto? di capra le faccio io, Eh. faccio tutto dalla zampogna, dalla Z, e sono perfezionatissimo, Sì. perfezionatissimo perché quando io una cosa vedo ancora ho di imparare, si impara sempre nella vita, che a me non mi convince perché io ho un orecchio, musica per me non esiste, ma l'orecchio, è inutile qua porto l'accordatore per accordare una zampogna con la nota di fisarmonica, non c'è di bisogno, perché io accordo con l'orecchio, Sì. sono potenti per l'orecchio. Sì. Se c'è uno che suona nella nazionale con una zampogna di qua, so quale buco c'è scordato, Sì, sì. lo capisco subito, non ci scappa niente. Qua hanno messo da parte gli accordatori per lo strumento, di queste persone l'hanno messo da parte, dice ma questo a lei non ci fa niente. No, non ci sei, lo confermo. Perché accoppio pure 2 zampogne, 3 zampogne, l'accoppio per suonare, quelli sono diciamo assieme. Ma tu accompagni mai i cantanti che cantano a distesa? Sì, ora non ce n'è più di quello, una volta, Non ce n'è ancora? Nessuno? nessuno. Perché io cercavo di fare registrazioni di qualcuno che si potrebbe cantare a distesa, tipo serenata, tipo così, con zampogne, ma non... Comunque io so il motivo, ma 2 cose non le posso fare, suonare, perché si deve sapere. Lei sa un motivo sapesse cantare? Il motivo lo so, ma cantare come... Buongiorno.